Terzo annunzio della Passione. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i 12, cominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni risusciterà. Unzione di Betania. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la santa croce hai redento il mondo. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il leproso. Mentre stavano a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro
un vasetto pieno di olio profumato di nardo genuino di grande valore. Aprì il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere questo olio a più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Tradimento di Giuda. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Allora, Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala. La preparate per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: Sono forse io? ed egli disse loro: Uno dei 12, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo: Prendete, questo è il mio corpo. Prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne presero tutti e disse: Questo è il mio sangue, l'alleanza versato per voi. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. E Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui, vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ritornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono.
Gesù è condannato dal Sinedrio. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: Io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E tutti sentenziarono: E le morte! E le morte! E le morte! Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: indovina. I servi intanto lo percuotevano. Gesù è rinnegato da Pietro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote. E vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò. Ricominciò a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. Dopo un po' i presenti dissero di nuovo a Pietro: Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. ma egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quell'uomo che voi dite. E per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: Prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai per 3 volte. e scoppiò in pianto. L'internet.
i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo avere tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo Sei tu il re dei Giudei? ed egli rispose: Tu lo dici. I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo. Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro scelta, un tale chiamato Barabba. Esso un omicidio. La folla accorsa cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora Pilato rispose loro: Volete che vi rilasci il re dei Giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i sommi sacerdoti sopillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: Ma Pilato diceva loro. Che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: E Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e dopo avere fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e dopo avere intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo. Salve, re dei Giudei! E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti.
strade. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati salvati. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi oppressori. Contra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ho cercato l'amato del mio cuore, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò, farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amato del mio cuore. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda. Avete visto l'amato del mio cuore? Da poco le avevo oltrepassate. Trovai l'amato del mio cuore. Guarda, se siamo tutti qua, dico io.
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera, spera nel Signore, sii forte, sì, spera nel Signore.
Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Prostrata nella polvere l'anima mia, ridammi vita secondo la tua parola. Meditazione per i soldati. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore, tremate, non peccate, sul vostro giaciglio riflettetevi e placatevi. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno mai più nell'arte della guerra. E facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figli di Gerusalemme, non piangete su me, ma piangete su voi.
e sui vostri, perché ecco, se si tratta così di un governo, che cosa ne sarà delle loro città? Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con me, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile all'uomo. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di Cristo.
spogliato delle vesti e inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Lo condussero così al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Quelli che passavano lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi tu, che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo riedifichi, salva te stesso scendendo dalla croce». Similmente, anche i capi e i sacerdoti con gli scribi si facevano beffe di lui. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù
gridò con voce forte. Eloi! Eloi! Lama sabachthani! Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia. uno corse a inzuppare di aceto una spugna e postala su una canna gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Ah! Ah! Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Ed ecco, ora solo il silenzio. E il dolore di Maria. Maria e il suo dolore, calmo e profondo come il mare. Ella è lì, ritta ai piedi della croce. Circonda con le sue braccia il Cristo martoriato. Maria, la madre, e Giovanni, testimone dell'amore. Tu sai, o Maria, che dalla croce, dal nuovo albero della vita, dalla sua linfa di dolore e di sangue nascerà il popolo nuovo. E sei tu, madre, che in Giovanni tutti ci accogli, e noi, tuoi figli, come Giovanni ti accogliamo. Impariamo con te e come te a sostare presso le infinite croci dell'umanità.
Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato. Egli chiese il corpo di Gesù e, informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Avvoltolo in un lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Gesù è sepolto. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, avvoltolo in un candido lenzuolo, lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Sembra tutto finito. Il corpo di Gesù è inghiottito
nella roccia intatta. Sembra vanificata l'ultima speranza. E silenzio. Il cielo, come all'ora sesta, permane buio, impenetrabile. Ma tu, Maria, Vergine del silenzio, addolorata, forte e fedele, attendi presso il sepolcro. Dalla terra germogli la vita. Attendi l'alba del giorno senza tramonto, l'ora del parto di una umanità nuova, nel figlio risorto, l'uomo redento. Resurrezione di Cristo, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.
nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala. Questa andò ad annunciarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo, non vollero credere. Alla fine apparve agli 11 e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto. E Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro. Perché cercate tra i morti colui che è vivo. Cristo è risorto, è veramente risorto. Oggi pomeriggio abbiamo assistito alla Via Crucis in Mente, che è l'opposto di quello che succedeva un tempo. Abbiamo avuto la fortuna di guidare un paese compatto, coeso. Abbiamo 200 figuranti che non si sono risparmiati, da cui va il mio ringraziamento. 200 figuranti che si sono risparmiati, dicevo, va il mio ringraziamento. Dietro i 200 figuranti non immaginate quanto lavoro c'è per fare questa Via Crucis, costumisti, volontari per sistemare tutte le scene che avete visto. Mi preme ringraziare veramente di vero cuore le forze dell'ordine, gli operai del comune, i vigili urbani, la KSM, tutti quelli che si sono adoperati veramente per la riuscita di questa bellissima manifestazione. Sono orgoglioso che ci siano migliaia di persone in questa piazza. Con poco riusciamo a fare anche una bellissima piazza e il merito è tutto vostro. Consentitemi ancora di ringraziare, non voglio fare nessun nome, ma ovviamente il nostro Gesù, che è il Rosario, che ha dato il massimo. E poi consentitemi un ringraziamento di vero cuore, sentito, al fratello Sergio, che è Sergio, che ha voluto fortemente questa Via Crucis l'anno scorso, ma che avevamo fatto già 20 anni fa per un paio di volte, l'abbiamo ripresa. Quest'anno per Sergio è un anno particolare, lo possiamo dire. Ha sofferto tanto perché sta combattendo contro una brutta malattia, eppure non si è risparmiato. Non c'è stata una sera di prove che non è stato presente e che non ha curato tutti i particolari. Sergio,
detto tutto questo è merito tuo, San Salvatore te ne è grato, io te ne sono grato. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Voglio, se c'è il maresciallo dei carabinieri, lo prego di salire qua sopra insieme a Padre Domina. Sì. Aspettate, c'è una targa. Sì, allora è vero, come ha detto il sindaco, questo è un paese davvero meraviglioso, un paese che sa fare e fa grandi cose, ma la cosa che sa fare meglio è abbracciare chiunque arrivi, chiunque gira nelle nostre piazze, chiunque venga a visitarci. Noi non possiamo finire questa serata senza dare un nostro abbraccio a Sergio. I ragazzi hanno voluto fortemente una piccola targa, poche parole, però dal cuore. La targa dice così: dal Vangelo secondo Marco, tutto è possibile per chi crede. Ti vogliamo bene, grande regista Sergio Catania. Descrivere un'emozione come quella di oggi è difficile, ma come possiamo descrivere questi momenti? È difficile descrivere una giornata come quella di oggi, bellissima, intensa, commovente. Una Via Crucis nata a San Salvatore di Fitalia, 200 figuranti, tante famiglie coinvolte, tantissimi volontari, un gran lavoro dietro, quasi 2 mesi di lavoro, e grazie al nostro regista Sergio Catania siamo riusciti a portare a compimento con un grande successo. Quanto lavoro c'è dietro tutto questo, ma soprattutto quanto amore vi è per quello che è stato posto in essere? Tanto, che viene proprio dal profondo del cuore, soprattutto per quest'anno particolare, per il momento che sto vivendo per combattere il cancro. La forza della fede, questo sì, che sostiene e ci fa andare avanti con coraggio e con... Le emozioni più grandi che ha vissuto oggi, quali sono state? Tutte, nel guardare ogni singolo personaggio, nel guardare anche il pubblico attento che seguiva tutta la manifestazione. Una manifestazione nata dal cuore per il cuore delle persone, che spero che abbiano apprezzato quanto abbiamo fatto e che siamo riusciti a concretizzare con questa. E facciamo avvicinare il protagonista, i complimenti grandi per quello che è riuscito a trasmettere, davvero una emozione infinita. Grazie. Io cosa devo dire? Sono molto emozionato. Certo, sembra una cosa molto difficile, ma se uno ci mette il cuore e la fede si riesce sempre a raggiungere la meta più importante. Noi abbiamo cercato in tutte queste Via Crucis che abbiamo all'interno di questa Via Crucis che voi avete visto di dare il meglio e di riuscire a far parlare il nostro cuore, sempre aperto allo Spirito Santo e che dire, è sempre pronta ad ascoltare le parole che ci sussurra ogni giorno, perché ci dà proprio la retta via, la guida per poter fare anche queste cose nella nostra vita e tutto. Noi la radichiamo proprio sulla religione, sulla fede. Il nostro regista Sergio ci ha insegnato questo, il nostro parroco non si stanca mai e io ho detto ai bambini che cercheremo di divulgare, di portare avanti questa bellissima manifestazione e che possa durare nel tempo. Io sono felicissimo intanto che ho visto tutti i paesani, persone da fuori che hanno detto addirittura meglio da festa di San Calore, ma io mi sono fatto un passo indietro, però vuol dire che abbiamo dato una bellissima impressione. Quale messaggio esce da questo giorno? Io dico niente è impossibile a chi crede. Gesù l'ha detto alla fine, nel mio nome ci saranno miracoli. Il miracolo di amare, il miracolo di stare insieme, il miracolo di andare controcorrente, il miracolo di amare Dio e non gli idoli di oggi, il miracolo di stare insieme, questo è il miracolo più bello. Cosa aggiungiamo? Che ci sia un rinnovamento della fede. L'uomo moderno ne ha assolutamente bisogno. Più passa il tempo più mi rendo conto di come
l'uomo, la società odierna ha bisogno di stare insieme, di momenti veri di aggregazione che vanno ben al di là della semplice ridicolaggine anche dello stare insieme, ma in nome di un qualcosa di superiore. È questa la guida che deve sempre proiettare. Personalmente sì, ne ho la prova. Ne ho avuto la concretezza anche facendo questa mia rappresentazione. No? 200 figuranti che si ritrovano uniti per... non lo so, sicuramente ci sarà... C'è un grande motivo sempre. Sì. Sindaco, allora come possiamo chiudere questo grande momento? Chiudo veramente, dico veramente, sono orgoglioso di essere sindaco di questo paese, di un paese unito, compatto come oggi, e avere costruito una realtà di questo tipo non è stato veramente semplice, credetemi, tantissimo lavoro. Grazie a Sergio, grazie a Padre Domina, grazie a Rosario che ha interpretato Gesù, ma grazie a tutti quelli che hanno collaborato e che non si sono risparmiati. Nessuno si è risparmiato, tantissimi sono stati volontari, tanti che hanno sistemato le scene, che hanno preparato i costumi, c'è un sacco di lavoro dietro veramente e sono grato a loro per questa realtà e per aver fatto conoscere. Poi fondamentalmente è la gioia di stare insieme, non è tanto poi anche la manifestazione in sé, la Via Crucis, ma è quanto la voglia di fare e stare insieme. Allora non resta che un abbraccio, voi quattro, tutti insieme per questo grande momento. Grazie per le emozioni trasmesse.